Il Follonica batte al Capannino il Lodi 7-3. Tra Follonica e Lodi negli ultimi anni ci sono stati tanti pareggi, però questa è una partita dove non c'è stata poi praticamente storia. Gigio Bresciani, cosa pensi di questa gara? Penso che ok, è andata, bisogna rialzare la testa, ripartire, tornare coi piedi per terra, tornare a ricaricare energie, perché sicuramente avevamo tante aspettative per questa Coppa Italia e forse ci ha un po' diciamo, tirato giù a livello nervoso, a livello mentale, e ci può stare. È successo così stasera, penso che stasera, io forse la mia squadra così non l'ho mai vista, ma conosco i ragazzi, si assumeranno tutte le loro responsabilità, io mi assumo le mie responsabilità e è giusto così, ma è importante tornare a lavorare, tornare a mettersi in testa a cassetta, perché abbiamo un finale di campionato difficile. Adesso cercheremo di arrivare più in alto posto dove si può e poi giocheremo i playoff, però adesso bisogna ritrovare condizione mentale, condizione fisica, umiltà e voglia di mangiare la pista, che poi le occasioni ce le abbiamo anche avute, non è che non ci abbiamo avuto occasioni da gol, però eravamo sbilanciati, eravamo disorganizzati, non eravamo squadra, subivamo contropiedi, ogni tiro giù erano soli contro il portiere, punizioni di prima, falli da nervosismo, proprio forse con la testa siamo rimasti ancora la settimana scorsa. Ci può stare, siamo persone, dopo tante volte sempre bene, questa volta è andata così, prenderò atto e cercherò di lavorare con i ragazzi mentalmente, fisicamente, con gli allenamenti, anche se io lo dico sempre, questa squadra qui quando si allenano sempre al massimo sono dei ragazzi che mi danno tantissima soddisfazione. È successo, chiedo scusa ai tifosi di Lodi, però so che loro ci vogliono bene e ci sostengono sempre. Anche in questi momenti qui adesso abbiamo bisogno di loro. Sì, tra l'altro tifosi sempre al seguito in tutte le occasioni, anche stasera al Capannino, che non è sempre semplice, però tutto sommato ripartite da un'altra Toscana, da un'altra Maremmana, prossimo match contro il Grosseto. Sì, altra partita difficile perché il Grosseto ha bisogno di punti, verrà su a fare la loro partita, giocano a zona, giocano a uomo, bisognerà prepararla bene mentalmente e tutto e niente, prepariamo, carichiamo energie, domani, domenica ci riposiamo e poi dopo andremo a giocare comunque contro una squadra che ha giocato sabato, perché abbiamo sempre giocato con squadre che sono ferme da 10-15 giorni, è stato più difficile per noi, però questa non è una battuta, non è una scusa.